L'allarme criminalità e degrado nei quartieri o nei parchi pubblici di Mestre è stato ed è tuttora al centro di segnalazioni, dibattiti anche polemici e denunce dei residenti, ma non è detto che le cose debbano sempre per forza peggiorare. È il caso ad esempio del Parco del Piraghetto, rivitalizzato da un'iniziativa nata spontaneamente dai cittadini ribattezzata Viva Piraghetto. Un parco precedentemente in preda agli sbandati e in balia degli spacciatori. Un gruppo di cittadini, di genitori si è fatto avanti e ha detto: voglio impegnarmi per rivitalizzare il Piraghetto da un anno a questa parte è una fucina di iniziative e di idee dove un gruppo di cittadini l'ha scelto come casa metaforica e lì realizza cene, pranzi, attività, mercatini, attività coi bambini. Un fenomeno piuttosto diffuso, in alcuni casi non si può neanche parlare di associazioni. All'assessorato ai servizi sociali li definiscono gruppi informali di cittadini, più semplicemente residenti che si mettono assieme per riappropriarsi di spazi pubblici sempre più a rischio degrado o in balia della criminalità e riscoprire assieme quella vita sociale, quei rapporti di vicinato che stavano progressivamente scomparendo. La mappa di queste iniziative, secondo l'Osservatorio Politiche di Welfare e Programmazione Sociale, coinvolge realtà molto diverse del comune, dall'orto città del quartiere Città di Marghera a quello all'angolo tra via Vallenari e via Mattei a Mestre, dal parco Altobello all'officina sociale di via Cappuccina. C'è chi coltiva l'orto, chi si scambia libri, chi organizza laboratori per bambini o chi come a Venezia organizza corsi di risparmio o di recupero e riparazione di oggetti e materiali. Un mosaico composito e vivace che sta dando buoni risultati, tanto che il comune ha deciso di finanziare alcuni progetti. Tante belle idee, 12, che il comune sosterrà con un piccolo contributo economico di rimborso spese, ma soprattutto con l'organizzazione e con le autorizzazioni per fare gli eventi. Lo scopo è appunto promuovere quanto di buono c'è in città, senza aspettare che sia il comune a fare progetti e calarli dall'alto. Noi ci immaginiamo una città in cui il cittadino è protagonista, fa lui il primo passo e si rivolge al comune dicendo: ho un'idea comune, fammela realizzare.